E per fortuna l'epidemia non ferma la solidarietà. Gel, mascherine e distanza di sicurezza. Anche quest'anno è il pranzo di Sant'Egidio per i poveri e i senza fissa dimora. Isabella Schiavone. 3 turni per poter consentire a tutti di mangiare con le nuove regole, tavoli distanziati, gel igienizzante per le mani. La solidarietà si reinventa per poter continuare a tendere la mano anche con il Covid. Così alla mensa di Sant'Egidio i volontari, tutti con mascherine e guanti, si preparano ad un momento atteso e prezioso per tante persone sole e svantaggiate. Il 1° maggio abbiamo sempre fatto festa e lo faremo anche oggi, tenendo aperta la mensa dalle 12 fino alle 17 del pomeriggio. Cibo sigillato per evitare qualunque contaminazione, ma anche sacchetti con panini e frutta da portar via, perché al di là del pranzo, anche quando si esce da qui si continua a stare in strada e per chi non ha una casa è sempre più dura. Molto difficile, specialmente per chi si trova disastrato come lo sono io, anche se non dimostro di essere disastrato, però sono disastrato veramente. Da un mese a questa parte gli ospiti della mensa sono aumentati, le persone hanno maggiori difficoltà, ma sono sempre di più anche le persone che vogliono aiutare. Riuscendo anche a coniugare il fatto di avere dispositivi di sicurezza, di poter mantenere le distanze, questo ci ha permesso di continuare ad accogliere. Ho fatto